Mancano una quarantina di secondi alla partenza della terza corsa, una prova per 3 anni che vincono da 1.000 a 8.000 euro in carriera. I favori sono per In the Night Gar, una figlia di Victor Joe e Zuara Gar, pertanto sorella uterina di Falco Killer Gar. Cavalla che dopo un po' di rotture ha intrapreso la strada giusta con un primo e un secondo posto. Questa portacolori della scuderia Comiantale. L'avversario è individuato in Igor LL dopo probante sgambatura, neo allievo di Harry Rantanen per i colori di Filippo Langella. È lui la seconda forza nei confronti di Incanto Desi, allievo del team di Vignano. Gli altri a quote più alte a partire dal 10 di Ilari Panna, macchina in movimento. All'1 Inverno di Circe, Giuseppe De Filippis, 2 Incanto Desi, Marco Stefani, 3 Ilari Panna, Edoardo Bacalini, 4 Ice Girls Life, Roberto D'Alessandro, 5 Igor LL, Pietro Gubellini, 6 In the Night Gar, Alessandro Gocciadoro, in seconda fila con l'8 Iceberg Yes, Mattia Spanò. Macchina prende velocità, si prepara al lancio. Parte piano Inverno di Circe. Veloce Igor LL che dall'esterno prova a convergere, di dentro però c'è ancora mezza figura di Incanto Desi, si imbocca la prima curva con Incanto Desi che prova a contenere Igor LL e ci riesce, si sistema subito alla corda invece In the Night Gar che segue le mosse dei primi, 200 metri iniziali in 14,2 e Incanto Desi ha preso la testa respingendo Igor LL e In the Night Gar. In quarta posizione c'è Ilari Panna che precede Ice Girls Life, quindi ancora Inverno di Circe alla retroguardia Iceberg Yes. 29,3 i primi 400 metri di corsa con i quali Incanto Desi e Marco Stefani si sono imposti al comando e adesso prova un po' a rifiatare il leader, una frazione comoda sulla curva di sinistra in 15,8 e si viene al passaggio sotto alle tribune con Igor LL che marca le mosse di In the Night Gar quando siamo al passaggio sotto alle tribune, con così il leader che si può permettere un'altra frazione tranquilla. 1 minuto e 1 decimo i primi 800 di gara, 38 il secondo quarto, con Incanto Desi al comando nei confronti di Igor LL e In the Night Gar, ancora Ilari Panna. Fila indiana anche al chilometro in 1,15,8. Con il leader che continua a guardarsi indietro, Marco Stefani controlla le mosse di Igor LL che ora sposta con decisione In the Night Gar lungo la corda, poi ancora Ilari Panna a 400 dal palo, si accelera di là con l'attacco di Igor LL a Incanto Desi. Incanto si difende, Igor attacca, agguata In the Night Gar, quando siamo all'ingresso dell'addirittura d'arrivo Incanto Desi prova a respingere Igor LL che continua ad attaccare, poi In the Night Gar che prova a intervenire, Igor LL che è passato nei confronti di Incanto Desi che è stanco, In the Night Gar che si propone, ma Igor LL viene a vincere molto bene nei confronti di In the Night Gar al terzo Incanto Desi. 1,59,3, 28,6 la chiusa a destra, Igor LL, Pietro Gubellini. Buona la prima per Harry Rantanen per i colori del signor Filippo Langella. Bella prestazione alla prima per il nuovo training di Igor LL, Pietro Gubellini sicuro in salchi. 28,6 è la chiusa, In the Night Gar è seconda, Incanto Desi è terzo.